Benvenuti all'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, qui in Piazza Cesana, per la cerimonia di inaugurazione del nuovo Nucleo Argento. Invito il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, l'Avvocato Giuseppe Maso, a dare ufficialmente inizio a questo evento tanto atteso. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti e ben arrivati all'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. A nome mio personale, di tutto il Consiglio di amministrazione, di tutto il personale e dei nostri ospiti vi do il benvenuto. Un saluto alle autorità civili, militari e religiose qui presenti. Un saluto anche ai nostri ospiti che nei vari reparti stanno guardando in televisione l'inaugurazione del nuovo Nucleo Argento, e mi permetto anche di ringraziare la nostra ospite che proprio in occasione di questo evento ha donato un nuovo televisore all'Istituto nel reparto in cui è ospite. Con questa inaugurazione noi andiamo ad attivare in sostanza, non appena sarà completata la parte burocratica, 20 nuovi posti letto qui all'Istituto che troverete, che poi andremo a visitare, nel Nucleo Argento qui alla mia destra. Ma soprattutto avremo una struttura rimessa a nuovo, con 12 nuovi uffici amministrativi, 3 sale conferenze, un nuovo nucleo per le educatrici dove i nostri ospiti fanno attività educativa che troverete nel semi-interrato. Una palestra, 2 palestre nuove, la mensa per i nostri dipendenti e in futuro anche per le persone esterne all'istituto che c'è nuova nel semi-interrato, e soprattutto rispetto a prima l'ingresso che prima era nella parte destra e quindi dove un tempo c'erano gli uffici amministrativi, adesso ci sono i 20 posti letto. E qui di fronte, non so se qualcuno di voi forse se lo ricorderà, c'era un enorme cratere dove 12 anni fa erano iniziati i lavori di ampliamento e di ristrutturazione della struttura e poi si erano interrotti causa fallimento della ditta. Lavori che sono stati eseguiti dalla ditta Rampin di Padova, che ringrazio per il lavoro svolto, ottimo lavoro svolto, che ha seguito alla lettera il cronoprogramma e in 430 giorni ha completato i lavori. Ovviamente un grazie anche alle additte subappaltatrici, tutte del territorio, alcune anche di Vittorio Veneto. Un ringraziamento ai progettisti, ai direttori dei lavori, al responsabile della sicurezza e al responsabile amministrativo. Ma permettetemi di fare un ringraziamento speciale a chi più di tutti ha seguito quest'opera, ovvero il nostro economo Roberto Paludetti, che costantemente, fermandosi la sera anche fino a tardi, essendo qui alle prime luci dell'alba quando occorreva, ci ha messo anima e corpo per riuscire a completare questi lavori. Ovviamente supportato dai nostri uffici e anche dalla nostra direttrice, la dottoressa Tonon, che ringrazio per il lavoro fatto per quest'opera, ma che quotidianamente svolgono. Un ringraziamento particolare anche a tutto il personale dell'Istituto, perché se c'è una così forte richiesta da parte dei familiari, degli anziani, di richiesta di inserimento nella nostra struttura, lo è credo in parte anche per la qualità dell'edificio, ma soprattutto per la qualità del servizio che quotidianamente prestano i nostri dipendenti. Ricordo che qui a Vittorio Veneto in istituto lavorano 150 dipendenti, di cui 100 sono operatori sociosanitari, 18 infermieri, 8 tra educatrici, assistenti sociali che lavorano qui in istituto, fisioterapisti, logopedisti e manutentori e responsabili tecnici. Una squadra molto coesa che ci sta dando in questi 2 anni poco più di lavoro da quando siamo qui, ci sta dando soddisfazione perché
ovviamente solo una squadra coesa e una forte motivazione permette di mantenere alto il standard qualitativo. Con oggi quindi andremo a completare questo obiettivo, raggiungeremo quindi i 200 posti letto a Vittorio Veneto, più i 25 del centro diurno che riaprirà a breve, che sommati ai 100 posti letto che ci sono nella sede nostra di San Vendemiano portano il totale a 300 posti letto e fanno sì che l'Istituto Cesana Malanotti per grandezza, per numero di posti letto, sia il secondo in provincia di Treviso e tra i primi nel Veneto. Quindi un grazie particolare per chi ha realizzato quest'opera, un grazie particolare a voi che siete qui presenti e quindi io non mi dilungo oltre perché poi ovviamente ci saranno gli interventi delle autorità qui presenti, la visita ai locali e poi alla fine anche un brindisi e un in viva. Quindi invito chi rappresenta la città, chi ha voluto fortemente quest'opera, che è il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, che quando ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione uno dei primi obiettivi che ci aveva dato era proprio di realizzare e completare questi lavori, per cui l'opera credo sia merito anche tuo. Quindi caro Tony, ti invito a portare i saluti della città e a unirti qui con me. Grazie infinite. Grazie Avvocato, buongiorno a tutti. Al di là del tempo che ci siamo ritrovati stamattina, direi che la giornata è senz'altro una giornata splendida, perché il Cesana Malanotti è una realtà nel comune di Vittorio Veneto che ha svolto la sua funzione da moltissimi anni, ha saputo crescere seguendo quelle che sono le dinamiche di popolazione che aumenta di tanto i fabbisogni. Fabbisogni si intende di una popolazione che invecchia e che quindi ha maggiori fabbisogni progressivamente nel tempo. È una grande soddisfazione vedere un lavoro compiuto, è uno degli obiettivi che l'attuale amministrazione dell'istituto ha saputo portare a casa, dando soddisfazione all'amministrazione perché, come sapete, l'amministrazione di Vittorio Veneto è chiamata esclusivamente a nominare il CDA e poi nell'ambito del CDA la presidenza di questo istituto e quindi diversi obiettivi raggiunti tra quelli indicati specificamente ci danno soddisfazione per la scelta effettuata. Io mi associo al Presidente con tutti i ringraziamenti che ha potuto fare a tutti coloro che lo hanno attorniato e supportato nell'operazione e quindi non posso che ringraziare il mio CDA e siamo tutti felici per i risultati raggiunti. Grazie Sindaco. Un saluto particolare alla Presidente Meneghin, Presidente che lo fu tanti anni fa e nonostante la sua venerabile età oggi ha voluto essere qui presente a rappresentare l'Istituto. Se oggi riusciamo raggiungiamo questi obiettivi grazie al lavoro anche che hanno svolto i precedenti consigli di amministrazione che saluto tutti, i presidenti in particolare che mi hanno preceduto, perché grazie all'aiuto di tutti questo istituto è una bella realtà. Invito ora, visto che abbiamo l'onore a Vittorio Veneto anche di avere un rappresentante del Parlamento europeo, l'amico Tony Darè, a intervenire e portare un saluto ai presenti. Grazie Tony. Un buongiorno a tutti, grazie Presidente. Naturalmente si chiude un cerchio di una ferita, di un lavoro che era iniziato qualche anno fa, sono tanti, ma che va a completare questa straordinaria struttura, onore e vanto della città di Vittorio Veneto, del comune di San Vendemiano, ma anche della regione del Veneto, che è un esempio di come si amministrano i soldi pubblici e soprattutto il servizio che viene dato agli ospiti. Quindi vado a ringraziare subito tutti gli operatori di questo istituto
ma non voglio neanche dimenticare assieme a loro tutto quel mondo del volontariato che assieme a tutti diciamo, il personale dà una mano in maniera diretta o indiretta per i propri cari, e quindi questo è un punto di riferimento che effettivamente ci rende orgogliosi. Naturalmente 300 posti letto con San Vendemiano, quindi dobbiamo ringraziare chiaramente la Regione del Veneto, ma sarà poi il consigliere regionale Sonia Brescacin, già sindaco del comune di San Vendemiano, a portare i saluti. Quindi credo che questo si va a chiudere un lavoro, un'opera. Questo è un punto di riferimento per le nostre comunità e per i nostri comuni, quindi complimenti per quello che è riuscito a fare il Presidente. I tempi erano stretti perché il nostro sindaco era uno dei suoi obiettivi quello di portare avanti la chiusura di questo capitolo, e quindi grazie ancora, e soprattutto un grazie a chi in questa struttura ci lavora e mette la passione, il cuore e tanta tempo libero anche dopo l'orario di lavoro. Quindi grazie ancora, e naturalmente per quello che posso fare è sempre a disposizione. Grazie Presidente. Grazie onorevole del tuo intervento e del tuo supporto. Come dicevo prima, il livello, credo, insomma, da quello che ci viene anche riferito, dalle mail che riceviamo dai familiari degli ospiti, è molto elevato, che fa apprezzare la struttura, ma questo è merito ovviamente, come dicevo prima, del personale, ma anche del costante collaborazione, osservanza, pungolo che l'ULSS 2 della Marca Trivigiana, che quotidianamente con noi collabora e ci aiuta per rendere il servizio migliore possibile. Quindi oggi ringrazio della sua presenza il direttore dei servizi sociali dell'ULSS 2 della Marca Trivigiana, il dottor Rigoli. La invito a portare un saluto da parte dell'ULSS e a intervenire qui con noi. Grazie dottor Rigoli. Grazie a tutti. Allora, intanto porto i saluti dell'ULSS e porto i saluti anche dal dottor Benazzi, che oggi compie gli anni, per cui è lì a casa che festeggia. Comunque io sono contento che mi abbia dato questa opportunità di sostituirlo, perché sto vivendo intensamente la problematica dei centri servizio, e mi permetto di fare due riflessioni. Intanto saluto gli ospiti e saluto calorosamente gli operatori, perché noi dell'ULSS siamo consapevoli di quello che sta succedendo, cioè noi vediamo degli ospiti che sono particolarmente complicati. Adesso c'è il discorso del livello unico e quindi questo poi cade sulla fatica degli operatori, e questa è la prima riflessione. La seconda è che questi centri servizio noi li vediamo già come veramente dei centri servizio che si integreranno ancora di più con la sanità, perché voi avete visto già i progetti che abbiamo portato in altre RSA come nell'ISRA. L'ISRA è adesso in sperimentazione in grado di fare tutte le analisi e quindi non vengono più spostati i pazienti. Vi anticipo dei dati molto positivi, perché abbiamo ridotto i ricoveri in maniera importante, e adesso nel giro di un anno e mezzo questo verrà sparpagliato e quindi arriverà anche qua. Quindi grazie per quello che state facendo. Grazie dottor Rigoli, grazie per quello che l'ULSS fa quotidianamente per noi. E quindi prima di giungere verso il termine della cerimonia e prima di passare la parola alla Presidente della Quinta Commissione Consigliare della Regione Veneto, che ricordo la Regione Veneto è, diciamo, la madre di tutte le case di riposo, in quanto coordina e soprattutto le finanzia. Avevamo inviato il nostro invito anche al Presidente della Regione, il Dottor Luca Zaia, che per concomitanti impegni non ha potuto essere presente, però mi ha chiamato, ci ha mandato una lettera e ci teneva, e io in modo particolare ci tengo a leggervela. Pregiatissimo Presidente Maso, nel ringraziarla per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare all'inaugurazione del nuovo padiglione argento a causa di concomitanti impegni istituzionali.
Affido pertanto a queste righe il mio plauso per questo nuovo spazio dedicato agli anziani non autosufficienti. È importante infatti dare risposte concrete ai cittadini che hanno bisogno di cure in centri adeguati all'avanguardia, ma anche ai familiari che non riescono a assistere un proprio caro a casa. Questi servizi assistenziali sono quindi preziosi per la nostra comunità. La vostra struttura risponde quindi all'esigenza di garantire all'anziano, in una società che sta invecchiando più di quanto cresca, una vita dignitosa e la capacità di mantenere una rete di relazioni in ambienti protetti e capaci di stimolarli. Nel ringraziare i professionisti, gli operatori sociosanitari per il delicato lavoro che svolgono con professionalità e passione, desidero rivolgere un cordiale saluto ai vostri ospiti e ai presenti. Dottor Luca Zaia. Grazie Presidente. Oggi il Presidente Zaia ha delegato a rappresentarlo e a rappresentare la Regione la dottoressa Sonia Brescacin, che invito a unirci a noi, Presidente della Quinta Commissione Consiliare della Regione Veneto, che è la commissione consiliare che si occupa nell'ambito della sanità e del sociale. Quindi diciamo sovrintende a noi, all'ULSS, e quindi è la massima autorità qui presente oggi e la ringrazio della sua presenza. Grazie. 25, 325, 150. 25 sono gli anni che l'Istituto Cesana Malanotti offre assistenza e cura alle persone delle nostre comunità dal 1989, anno della sua nascita. 325 sono gli ospiti a cui offre giornalmente assistenza, cura, risposta nelle strutture che abbiamo sentito prima, e questo è il frutto anche della capacità di fare un'evoluzione dell'Istituto nel corso di questi 25 anni di crescita, di modernità che rende l'Istituto Cesana Malanotti, l'ha detto prima il Presidente, una delle strutture più importanti a livello regionale e non solo. E 150 sono e oltre tutti i professionisti della sanità che ogni giorno accolgono i nostri nonni, le persone che qui vivono e anche le loro famiglie, e a loro sicuramente dobbiamo rivolgere il nostro ringraziamento. E oggi è una giornata molto importante perché si rinnova l'impegno del Cesana Malanotti, del suo presidente, l'avvocato Maso, di tutto il CDA, della struttura dirigenziale dell'Istituto, di tutti i collaboratori, per un rinnovo delle strutture, un ammodernamento e un desiderio di portare avanti delle azioni, anche degli investimenti assolutamente importanti e non comuni, per offrire una qualità dell'assistenza, una qualità dell'accoglienza che sia al passo con i tempi e capace di dare delle risposte ai nuovi bisogni dei nostri anziani e anche a un miglior modo di poter lavorare da parte di coloro che ogni giorno qui dentro prestano la propria attività professionale. E è per questo che io sono molto contenta e ti ringrazio di avermi invitato a essere qui con voi oggi per vivere questo momento, e come Regione siamo contenti che abbiate portato avanti questo progetto molto significativo di riqualificazione e rinnovo. Abbiamo sentito prima quanti spazi che riguardano sia l'accoglienza degli anziani sia anche il tema del lavoro, delle mense per coloro che lavorano qui dentro, degli uffici, di tutto quanto meglio potrà offrire una migliore qualità dell'assistenza. Come Regione da diversi anni ci affianchiamo all'impegno delle strutture proprio per andare verso un rinnovo e una modernità, perché come diceva prima il dottor Rigoli, le strutture dei servizi sociosanitari, l'Istituto Cesana Malanotti certamente in primis, ma tutte le strutture dei servizi per anziani sono una parte importante del sistema pubblico di cura, di accoglienza e di assistenza della popolazione non autosufficiente. E c'è una filiera che è la continuità assistenziale, che vede sicuramente in primis la nostra rete degli ospedali, siamo a 20 metri dall'ospedale, vede le strutture intermedie come gli ospedali di comunità e le unità riabilitative,
iniziative che si stanno aprendo e ulteriormente verranno implementate col PNRR, ma una terza colonna importante della continuità assistenziale per i nostri anziani lo svolgono proprio i servizi i centri servizi, i servizi per gli anziani. Ed è innegabile che quello che abbiamo vissuto, il Covid, ma anche la crisi che ci ha travolto e che ha travolto anche i centri servizi, ci ha fatto capire molto bene come sia importante, come cambiano le esigenze dei nostri familiari, cambia l'esigenza di lavorare all'interno delle strutture per anziani in modo diverso da come vivere gli spazi in modo diverso, no? Da come facevamo prima. E quindi tutta la necessità di garantire quella sicurezza che abbiamo imparato moltissimo. E il tema sicuramente di una popolazione che aumenta nell'età e che quindi ha anche più bisogno di assistenza e anche di una risposta della cronicità, ci pone di fronte assieme alla opportunità di continuare a lavorare così come ha fatto anche l'Istituto Cesana Malanotti. Io ero sindaco a San Vendemiano e quindi vivo direttamente con l'avvocato Maso, col presidente ci sentiamo, anche con la vicepresidente ci sentiamo per quelle che sono insomma, le esigenze della nostra realtà e quindi della risposta significativa. E il lavoro che dovremo continuare a fare, perché ci sono molti rappresentanti delle case di riposo qua del nostro territorio, è di continuare a lavorare proprio per dare una risposta che sia al passo con i tempi, che tenga conto che aumentano la gravità degli anziani che entrano in casa di riposo, e in questo periodo anche con i rappresentanti, le categorie di rappresentanza degli istituti qui presenti, qualcuno è anche qui e l'ho salutato prima, si sta proprio lavorando anche per andare incontro all'impegno delle strutture come Cesana Malanotti per le persone che accolgono anziani con un profilo di gravità più elevato. E quindi su questo continueremo a lavorare con l'impegno che stiamo portando avanti proprio in queste settimane, guardando comunque a un concetto di riorganizzare i servizi in chiave di modernità e anche nella chiave che ha detto prima il dottor Rigoli, delle opportunità come la telemedicina che offriranno opportunità nuove e migliori per la cura, per l'accoglienza delle persone, delle nostre persone. Due ultimi spunti: che sappiamo che state stringendo i denti, perché sappiamo che il problema importante è anche quello della carenza dei profili professionali, sia degli operatori sociosanitari, anche degli infermieri in particolare, ma anche dei medici. E su questo si riconosce quella che è l'impegno vostro nel garantire gli standard, nel garantire tutta la cura necessaria ai nostri anziani, e su cui dobbiamo continuare a lavorare assieme, sia per portare avanti dei percorsi più flessibili per gli operatori sociosanitari come si sta facendo, e anche per gli infermieri. Per gli infermieri comunque noi siamo in un'azienda sanitaria che ha fatto un lavoro importante, e penso che sia giusto riconoscerlo. L'ULSS 2 col direttore Benazzi hanno fatto un lavoro importante dall'anno in corso, da universitario in corso. Per infermieristica i posti sono stati portati da 150 a 200, sono stati coperti interamente, e per noi questo vuol dire che fra 2 anni e mezzo, quando queste persone saranno laureate e saranno infermieri, ci sarà personale in più rispetto a quello che era tradizionalmente avveniva prima per gli ospedali, ma anche per le case di riposo, per i quali gli infermieri sono una necessità importantissima. L'ultima, la cosa più importante, un ringraziamento, perché noi non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo vissuto qualche anno fa, tutti gli anni del Covid, in cui anche i centri servizi per anziani hanno offerto assistenza alle persone più fragili, di fronte ad una situazione inaspettata, imprevedibile, e a un virus assolutamente sconosciuto. Molto spesso sono stati ringraziati il servizio sanitario e i servizi sociosanitari e le persone che vi operavano all'interno. Forse un pochettino di più sono stati ringraziate la parte sanitaria e la parte ospedaliera, però noi non dobbiamo dimenticare che voi qui dentro avete offerto garanzia, avete offerto sicurezza alle persone più fragili in un momento difficile anche nei rapporti con le famiglie che purtroppo dovevano stare all'esterno della struttura, e penso che noi dobbiamo ricordare questo e dobbiamo ringraziarvi per quello che avete fatto, perché era un qualcosa di assolutamente particolare, assolutamente eccezionale, però l'avete fatto garantendo il meglio per le persone che sono qua davanti. Quindi grazie davvero a tutti e buona giornata. Grazie alla Presidente.
Tra le varie cose varie unità che sono state ristrutturate o create con questi ultimi lavori, c'è anche la nostra nuova cappella Via Lucis, che troverete poi nel seminterrato. E un servizio molto importante e molto gradito da parte dei nostri ospiti è quello che oramai quasi quotidianamente, perché vedo Don Domenico quando passo qui al bar con gli ospiti che a volte chiacchiera, legge il giornale e tutto, è la presenza del nostro Don qui in istituto. Ovviamente c'è sempre il supporto anche di Sua Eccellenza il Vescovo, che non manca mai in occasione delle più importanti festività, celebrando la messa ora qui, ora a San Vendemiano, per cui l'invito prima del taglio del nastro a venire qui per fare una benedizione ai locali e eventualmente portare un breve saluto. Grazie Vescovo. Grazie. Vi saluto tutti, saluto le nostre autorità, saluto tutti. Mi riaggancio a un accenno che mi pare l'onorevole D'Area ha fatto al volontariato, ecco, che è una realtà molto, molto importante, molto bella. Per ricordare che lo spirito di questa casa, completamente rinnovata rispetto ai suoi inizi, è partito proprio dal volontariato, dalla gratuità di benefattori che hanno messo a disposizione le loro risorse, le loro eredità, il canonico Malanotti e la signora Cesana. Quindi sono nate proprio da gesti di gratuità. Poi ci sono state anche altre realtà, ma a metà dell'Ottocento, pensate, quindi è molto antico, ha una storia straordinaria, è nato questo spirito. Credo che debba rimanere anche nei cambiamenti che ci sono stati, perché la casa di riposo di Meschio, mi raccontano, non ha neanche parente di questa, ma era l'epoca del tempo. Però lo spirito credo che deve rimanere questa attenzione alle persone anziane, bisognose, sole, sia in chi vi lavora, perché questa è nata proprio da questa attenzione, sia in tante altre persone che qui possono venire a dare un po' una goccia del loro tempo, che però diventa preziosa per gli ospiti, che si sentono oggetto di attenzione, di cura e non semplicemente scartati, che sarebbe la cosa più brutta. Ecco, no, non scartati, ma oggetto di cura, di attenzione diligente, delicata, che li aiuta a vivere anche i momenti di fatica e di solitudine che l'anzianità o la malattia portano con sé, li aiuta a vivere umanamente, ed è già un grande frutto. Ecco, chiediamo anche la benedizione del Signore su questa realtà nuova, che questo plesso, questo nucleo nuovo che sta per essere inaugurato, perché davvero questo spirito di gratuità, di solidarietà, ecco, rimanga sempre, non sparisca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che ha dato ai discepoli la missione di curare e sollevare ogni infermità, sia con tutti voi. Invochiamo l'aiuto del Signore e ripetiamo insieme questa preghiera. Benedici, Signore, chi confida in te. Benedici, Signore, tu che predicavi il Vangelo del Regno e guarivi il popolo da ogni infermità, mostra a tutti la dolcezza del tuo amore. Tu che sei venuto a portare fiducia e speranza a coloro che vivono in situazioni di bisogno e di sofferenza, visita questa casa con la forza consolatrice del tuo Spirito. Tu che hai affidato agli Apostoli la missione di curare gli infermi, esaudisci la preghiera della tua Chiesa, che implora per loro sollievo
e guarigione. Tu che hai promesso la divina ricompensa a coloro che nel tuo nome visitano e assistono anziani e infermi, donaci occhi e cuore per vedere e amare te nei nostri fratelli sofferenti. Preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio. Egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo e inviando i discepoli a predicare il Vangelo, ordinò loro di visitare e curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle ospiti di questa casa rinnovata siano assistiti con premurosa attenzione, curati con assidua sollecitudine, perché possano trovare consolazione e conforto nella loro debolezza e lodare ogni giorno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene, pietra angolare che ci unisce nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Ecco. Bene, grazie a tutti. Procediamo ora al taglio del nastro. Invito le autorità ad avvicinarsi al corridoio di ingresso al nuovo nucleo, dove il signor Achille Polisi e la signora Serena Sartori reggeranno il nastro tricolore. Prima dell'atto conclusivo del taglio del nastro, desidero informare i gentili ospiti che sarà possibile visitare il nuovo Nucleo Argento, dove troverete esposti dei segnalibri realizzati dagli ospiti dell'istituto come dono ricordo di questa giornata, realizzati con il prezioso aiuto delle educatrici.